Buongiorno e ben arrivati. Vi do il benvenuto a nome, come sempre, a nome del Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto e del Rotary Club Conegliano. Un benvenuto che raggiunge anche le persone che sono collegate in remoto, che non sono qui presenti questa mattina, grazie al fatto che Vive TV trasmette in diretta e mette poi a disposizione per chi vuole vedere a posteriori il video stesso su YouTube. Questa mattina abbiamo due allieve della Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro. Abbiamo Tamara Bonotto all'arpa e Anna Zordan violino, che chiamo immediatamente a deliziarci con la loro arte in questa caldissima mattinata che però affrontiamo con l'aria condizionata.
Mezz'ora di musica è volata, grazie a queste due meravigliose creature, brave e belle, che ci hanno dato la possibilità di ascoltare un repertorio bellissimo. Io consegno, come ormai da tradizione, l'attestato di partecipazione alla violinista Anna Zordan e all'artista Tamara Bonotto. Grazie. E oggi è una giornata molto particolare perché questo 37° concerto meridiano chiude l'annata rotariana che va dal 1° di luglio al 30 di giugno di ogni anno. Questa annata rotariana è quella in cui il progetto Concerti Meridiani ha avuto inizio e le nostre due musiciste oggi hanno avuto l'avventura di chiudere l'annata. Dall'anno prossimo però, che vuol dire già da domenica prossima, il progetto continuerà. Introdurremo, anzi lo facciamo oggi in via eccezionale, consegno perché non vorrei bucare l'abito, la spilla per i musicisti che parteciperanno ai nostri concerti meridiani. Ecco, è un segno distintivo, gratitudine per chi ci allieta con la propria musica. Oggi in via eccezionale devo ringraziare tantissime persone, non soltanto il comune di Conegliano, la parrocchia del Duomo che ci ospitano. Oggi l'ospite nostro è il comune, ma siamo ospitati molto spesso anche nelle chiese del Duomo. Dobbiamo gratitudine a Vive TV, come ho detto, che ci permette di diffondere questi prodotti musicali anche dopo la loro esecuzione. Dobbiamo gratitudine ai nostri benefattori, a Banca della Marca, a Home Cucine, a Masottina, a Corte Armonica che mette a disposizione il pianoforte e che è nascosto oggi perché non è stato utilizzato, ma dobbiamo gratitudine veramente a tante persone. E così la sottoscritta, in quanto presidente dell'annata in cui il progetto Concerti Meridiani è nato, e il presidente del Rotary Club Conegliano, con cui il progetto viene condiviso, abbiamo preparato una nota di ringraziamento, che diffonderemo anche successivamente,
nella quale diciamo appunto che siamo lieti, felici ed orgogliosi di quest'annata, felici perché i concerti meridiani hanno riscosso la partecipazione di ben 11 scuole rispetto alle 5 con cui eravamo partiti l'anno scorso a quest'ora. 130 musicisti circa si sono esibiti, giovani, di età compresa tra i 6 e i 29 anni, perché con i 30 già c'è la preclusione, perché il progetto Concerti Meridiani è un progetto che si rivolge a giovani musicisti. Abbiamo avuto dei musicisti bravissimi, a dispetto della giovane età, addirittura entusiasmanti, molto spesso entusiasmanti. Siamo orgogliosi perché il progetto, ambizioso, è stato realizzato. L'abbiamo cominciato a moduli, abbiamo cominciato con 2 mesi per vedere come andava e via via siamo arrivati alla fine dell'annata rotariana, quindi il progetto è stato realizzato per quelli che erano i nostri scopi, quelli che erano i nostri obiettivi, e la cosa che più ci fa inorgoglire me e Anna Faverato e Piero Bernardi, è che i nostri successori, che chiamo a raggiungermi in questa mattinata, per il Rotary Club Conegliano e Umberto Roma per il Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto hanno accettato di continuare il progetto Concerti Meridiani. Quindi un grazie di cuore, grazie a te. un grazie di cuore, e naturalmente nell'elaborato che abbiamo preparato è impossibile leggere tutti i nomi perché ci vorrebbe veramente molto tempo. Ci sono i nomi di 130 ragazzi, c'è anche un ensemble che non è stato possibile menzionare specificamente, ma abbiamo tanti benefattori, alcuni anonimi che non riusciamo a mettere in chiaro, ma un ringraziamento va a tutte le persone che con costanza e con fedeltà, se posso esprimermi in questa maniera, hanno seguito i concerti meridiani, perché il concerto ha senso finché c'è musica, e la musica per fortuna ce l'abbiamo, finché le scuole ci seguono, ma ha senso finché il pubblico ci segue e partecipa. Quindi grazie, grazie di cuore e arrivederci a prestissimo, perché domenica saremo di nuovo presenti con i concerti meridiani al Sarcinelli, quindi in via 20 settembre, senza l'aria condizionata, ma comunque resisteremo. Grazie. Si dovrebbero abbassare, quindi oggi è stata una giornata eccezionale. Chi si è presentato oggi è veramente eroico, merita un ringraziamento doppio. Grazie di cuore, buona domenica e grazie.